Tubercolosi a scuola, altri 2 alunni della elementare di Motta sono risultati affetti dalla malattia e 11 compagni positivi al test Mantoux dovranno sottoporsi a nuovi accertamenti. Finisce dopo 9 mesi di angoscia la ricerca di Giocondo Ghilardo, l'80enne di Vittorio, scomparso in estate in Cadore mentre andava a Lumache a ritrovare il corpo in mezzo ai boschi la figlia che non ha mai smesso di cercarlo. Grave incendio a San Fiore, a fuoco una scuderia, 2 persone intossicate per riuscire a salvare gli animali, 2 cavalli morti tra le fiamme. Al via da 3 giorni della festa della Lega in Prato Fiera, forze dell'ordine in campo per garantire la sicurezza. Al via da 3 giorni della festa della Lega in Prato Fiera, forze dell'ordine in campo per garantire la sicurezza. Stasera si parla di autonomia con il governatore Zaia e domenica arriva Salvini. Giornata di controlli simultanei della Polizia Locale di Treviso contro lo spaccio in città, dai giardini di Sant'Andrea a via Roma, agenti e cani antidroga in azione. A Treviso la cerimonia di consegna dell'assegno solidale a favore di Semmi Basso che servirà a finanziare gli studi sulla progeria. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e torniamo a parlare in primo piano del caso della tubercolosi riscontrata in una scuola elementare del Mottense. Ulteriori esami in questi giorni, ebbene altri 2 alunni delle elementari in cui erano stati già riscontrati 3 casi di TBC sono risultati affetti dalla malattia e ci sono 11 compagni risultati positivi al test Mantoux e che dovranno quindi essere sottoposti a ulteriori accertamenti. Sono terminati gli accertamenti diagnostici, in alcuni casi spiegano dall'ULS 2 anche complessi che hanno richiesto l'utilizzo della TAC negli alunni 21 su 22 che erano risultati positivi al test Mantoux. Si tratta, come riporta una nota dell'azienda sanitaria, di alunni che frequentavano la classe in cui insegnava la maestra, ritenuta il caso indice, ovvero il soggetto da cui è partito il focolaio epidemico. 2 forme tubercolari chiuse, iniziali e chiuse. È una forma nella quale il bacillo di Koch, agente responsabile della tubercolosi, non si diffonde nell'ambiente. I 2 bambini verranno comunque sottoposti al trattamento multifarmacologico a domicilio e come da protocollo anche sui loro familiari sarà effettuato il test Mantoux. Anche un altro alunno e una seconda insegnante erano risultati affetti da tubercolosi. Intanto sono in significativo miglioramento le condizioni della maestra, considerata dai sanitari il caso indice. La maestra è stata dimessa ieri dall'ospedale, avvia chiaramente un percorso a domicilio. E sono terminati anche i test Mantoux che hanno interessato circa 400 alunni della scuola elementare considerati contatti occasionali. Complessivamente 11 sono risultati positivi alla Mantoux e proseguiranno quindi gli accertamenti propri, radiografia del torace, se necessario altri approfondimenti. Si tratta di bambini non appartenenti né alla classe nella quale insegnava il caso indice in via primaria, né alla classe parallela nella quale la maestra caso indice appunto svolgeva una parte di attività. Per quanto riguarda poi il caso della scuola dell'infanzia di Monfumo, dove una maestra 59enne era risultata affetta da tubercolosi con una sintomatologia lieve, sono arrivati gli esiti del test Mantoux a cui erano state sottoposte una 50ina di persone tra ambito familiare, insegnanti e alunni. Nessun bambino sottoposto a test Mantoux, i test sono stati letti ieri, è risultato positivo alla Mantoux. Sono stati 9 mesi di ricerche incessanti, prima appunto con il soccorso alpino e le varie istituzioni, protezione civile, poi anche da sola ha continuato incessantemente a cercare il padre, la figlia di Giocondo Ghilardo, che era scomparso in estate scorsa in Cadore. Da Vittorio Veneto è andato a cercare Lumache e oggi è arrivata purtroppo la fine di queste ricerche incessanti nel peggiore dei modi. Io la speranza di trovarlo vivo è ormai non c'è più, però perlomeno di dargli una degna sepoltura.
Era il 22 giugno 2018, al telefono Monica Ghirardo si diceva ormai rassegnata all'idea di non poter più riabbracciare il padre, Giocondo, ottantenne di Vittorio Veneto, scomparso 15 giorni prima nella zona di Ospitale di Cadore, ma allo stesso tempo la donna esprimeva la volontà di ritrovarlo per avere una tomba su cui piangere. E in questi 9 mesi Monica non si è mai arresa, insieme al marito ha ripercorso ogni giorno quei sentieri e questa mattina proprio la coppia ha trovato in mezzo ad un bosco, fuori sentiero in località Pescoltre, una valle laterale della Val Tovanella verso Ospitale di Cadore, il corpo che sembra appartenere al padre. Il mio compagno si è accorto di qualcosa di verde e io, guardando con un binocolo, ho visto che erano degli stivali, ha raccontato in lacrime Monica. Era lui, era mio padre, seduto, mummificato. Sono triste, continua la donna, molto triste, ma almeno ora posso realmente piangere sulla tomba di papà. Papà ha voluto farsi ritrovare da me, era con lo sguardo rivolto verso le montagne, come volesse chiedere aiuto. La salma, ricomposta di imbarellata, è stata recuperata dall'elicottero del Suom di Pieve di Cadore con il supporto del soccorso alpino di Longarone e trasportata al campo sportivo di Davestra. Il corpo si trovava a più di 2 ore di cammino da dove era stata ritrovata la macchina dell'anziano. Giocondo Ghirardo lo scorso 8 giugno si era recato ad Ospitale di Cadore per raccogliere lumache. La sua auto era stata recuperata ai piedi della salita che conduce a Rio Nero. Subito dopo la scomparsa, centinaia di persone, tra cui diversi volontari, avevano partecipato alle ricerche in un'area molto vasta, ma dell'anziano nessuna notizia. La figlia Monica in questi mesi, come si legge anche dalla sua pagina Facebook, aveva un unico obiettivo: ritrovare il padre, e non si è mai fermata, nemmeno durante l'inverno, con il freddo, la pioggia e la neve. Qualche giorno fa si era affidata anche ai droni, ma purtroppo le ricerche non avevano dato alcun esito. Questa mattina poi l'epilogo di un incubo lungo 9 mesi. Domani ci sarà il riconoscimento da parte dei familiari e verrà eseguita l'autopsia sul corpo. Allora paura nel pomeriggio a San Fior per un incendio che ha colpito una scuderia. Le fiamme alte sono divampate nel pomeriggio. In poco tempo la scuderia che si trova in via San Macario dei Palù a San Fiore è stata avvolta dalle fiamme. Attimi di panico, il personale ha tentato di tutto per salvare i cavalli, 2 però sono morti, gli altri portati fuori appena in tempo. Il fumo denso e nero era visibile a centinaia di metri, immediata la chiamata ai vigili del fuoco, numerose le squadre che si sono precipitate sul posto da Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Sacile. Probabilmente l'incendio è dovuto a una saldatura che stavano effettuando, probabilmente a una smerigliatura, qualcosa. All'interno dei locali dove c'era la scuderia c'era paglia, fieno e materiale infiammabile e probabilmente ha preso. Loro hanno cercato di tirare fuori i cavalli prima di tutto, poi hanno avvisato noi. Il rogo si è propagato in pochissimo tempo, la struttura tutta in legno, all'interno paglie e ancora legname. Le fiamme sono partite probabilmente da una scintilla, poi la corsa per salvare i 6 cavalli, ma per 2 di loro non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche diverse ambulanze. 2 persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per avere ragione delle fiamme. I danni sono molto ingenti. Un terribile schianto, parliamo di sicurezza stradale a Pederobba, vediamo. Versa in condizioni disperate all'ospedale di Treviso un 36enne di Solagna rimasto coinvolto poco dopo mezzogiorno in un incidente stradale. L'uomo si trovava in sella alla sua motocicletta lungo la Feltrina quando in località Pederobba si è scontrato con un'auto riportando traumi gravissimi. Sul posto l'ambulanza del SUEM 118 di Crespano, necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il 36enne al Cafoncello con una frattura alla calotta cranica, contusione polmonare, trauma facciale e frattura alla gamba sinistra. Sul posto per i rilievi carabinieri. Ricorderete, parliamo ancora di incidenti stradali, ma questo era davvero incredibile. A Fregona l'auto che entra nel cortile dove sta giocando un bambino e lo travolge. Ieri buone notizie, il risveglio dal coma del bimbo. Samuele si è svegliato, dopo 15 giorni da quel terribile incidente ha potuto riabbracciare la mamma e il papà che gli sono rimasti sempre accanto. Il piccolo lo scorso 6 marzo era stato travolto da un'auto mentre stava giocando nel cortile di casa. Il sindaco di Fregona, Laura Buso, è commossa e felice anche se ci dice il percorso di guarigione per il piccolo sarà ancora lungo, ma questo è davvero un ottimo inizio. È stato un incubo lunghissimo, vediamo un po' di luce anche se diciamo così la strada è ancora lunga per Samuele, però se io mi ricordo quella mattina in cui sono arrivata giù e ho visto lo scenario
credo che questo sia veramente quasi un miracolo. Ecco. Nelle scorse settimane i medici avevano tolto la sedazione, così Samuele si è potuto svegliare. Ora dovrà essere sottoposto ad altri interventi chirurgici. Il bambino ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori, rimasti schiacciati dall'auto. Ma da quel terribile giorno tutta la comunità si è stretta alla famiglia. Una bella notizia che è arrivata anche nella scuola primaria Parravicini. Tutti i cittadini, tutti quelli che mi incontravano in questo periodo, era sempre la prima domanda: si sa qualcosa del bambino? Ormai non serviva neanche chiamarlo per nome del bambino, cioè c'era veramente una preoccupazione, una vicinanza generale da parte di tutti. Il bambino ricoverato al Cafoncello in chirurgia pediatrica è uscito dalla terapia intensiva. Tutti fanno il tifo per Samuele, per rivederlo presto nella sua casa in via Indipendenza. San Fiore invece non rivedrà Michele Zanette, il 18enne che è morto 2 giorni fa dopo lo schianto della scorsa settimana con in auto il suo amico Tommy Saccone, e domani ci saranno i funerali a San Fior del 18enne alle 15 nella chiesa parrocchiale, la stessa chiesa dove lunedì scorso è stato dato l'addio al suo migliore amico Tommy Saccone, quindi tutto il cordoglio domani del paese per l'addio anche al secondo ragazzo perito nello terribile schianto di Godega di Sant'Urbano. E adesso lasciamo la cronaca per un attimo e ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato, che dovrei vedere, lo vedo, in zona Prato Fiera a Treviso, perché si sta per iniziare ufficialmente la 3 giorni della festa della Lega in Prato Fiera, una 3 giorni abbastanza blindata dalle forze dell'ordine. Lucio, è così? Vediamo se mi senti, lo vedo. Ecco, adesso dovresti sentirmi. Adesso ti sento. Mi senti? Sì, ti sento. Perfetto, buonasera. Allora, vi dico subito che sono un po' di corsa perché sto aspettando il sindaco Mario Conte, che è rimasto imbottigliato. Per cui intanto vi descrivo velocemente com'è qui la situazione. Qui si sta preparando tutto quanto per la prima serata della festa della Lega, che sarà sostanzialmente con il presidente, il sindaco che apre, diciamo così, la serata, poi ci sarà il presidente della provincia, poi ci sarà un passaggio dei vari consiglieri regionali e poi ci sarà una serata dove Luca Zaia, l'ospite fra virgolette d'onore di questa prima serata, parlerà ovviamente di autonomia, ma non solo. Poi domani invece ci sarà un'altra serata dove ci saranno i sindaci, dove ci sarà il territorio, e poi ci saranno anche gli onorevoli eurodeputati che presenteranno, diciamo, che cosa è successo in Europa e che cosa dovrà succedere in Europa per le prossime mesi dopo le elezioni. E poi invece domenica, e questo così è questa da 3 giorni, ci sarà la presenza non solo di Luca Zaia anche domenica, non solo dei sottosegretari e dei deputati e senatori della Lega, ma ci sarà la conclusione con il vice premier Matteo Salvini, nonché ovviamente segretario nazionale della Lega Nord. Sono qui invece con il segretario della Liga Veneta, Gian Antonio D'Alè. Allora, contento per questa 3 giorni intanto? Sì, contentissimo. Si parte oggi con Luca Zaia, naturalmente parlando di autonomia, e poi a seguire domani con tutti i sindaci. Ecco, domani c'è una giornata particolare, una serata particolare, perché si parla di Europa. Voi che cosa puntate per quanto riguarda l'Europa e il Veneto nell'Europa? Noi vogliamo portare più veneti possibile in Europa, sappiamo che c'è la possibilità di fare veramente tanti dei bei numeri, dei buoni numeri, e quindi è la campagna elettorale, diciamo, è già aperta, comuni e naturalmente l'Europa. Gli indici vi danno vincenti, abbiamo visto per quanto riguarda i dati così di gradimento della politica. Ma gli indici sono una cosa, ma noi ci fidiamo solo del responso delle urne, perché i veri dati sono quelli. Grazie al segretario, io sono velocissimo perché so che ho poco tempo e nel frattempo non vedo arrivare il sindaco, quindi vi dico io. Per quanto riguarda l'area, ovviamente è blindata perché non tanto questa sera ma i prossimi giorni, soprattutto domenica, si aspettano le rimostranze dei centri sociali. Nel frattempo domani sarà comunque una giornata abbastanza difficile perché c'è anche il corteo, la protesta dei Rom nei confronti proprio del sindaco Mario Conte, quindi diciamo un fine settimana sotto il profilo della sicurezza. In effetti qui diciamo che c'è una forte presenza di forze dell'ordine, però per il momento qua è tutto tranquillo e noi seguiremo ovviamente e riporteremo domani ciò che viene detto questa sera dal governatore Luca Zaia. Se non sono domande, a te Nicola. Grazie a Lucio Zanato. A proposito di sicurezza, oggi un'operazione contro il degrado che ha visto protagonista anche lo stesso Mario Conte, che ha seguito in qualche modo la polizia locale
nei blitz. L'operazione contro il degrado e lo spaccio di stupefacenti. Il primo blitz ai giardinetti di Sant'Andrea, dove sono state controllate almeno 15 persone, un uomo è stato trovato in stato di ubriachezza manifesta, per lui è scattato il DASPO urbano come da regolamento di polizia urbana. Qui l'unità cinofila ha ritrovato fra i cespugli 2 involucri per un totale di 2 etti di marijuana. Lo stesso cane antidroga ha poi permesso di rinvenire in un centro scommesse in via Terraglio, e vediamo qui le immagini, una bottiglia di sostanza stupefacente, si presume cocaina, nascosta nella struttura di sostegno, come vedete in queste immagini, di un touchscreen, quindi era nascosta dietro la struttura. Controlli anche in via Roma, insomma una serie di controlli simultanei da parte della polizia locale di Treviso. E ancora la sicurezza, l'abbiamo detto ieri, il 26 marzo arriverà il nuovo questore di Treviso da Lucca. Oggi c'è stato il saluto del questore che se ne va, Maurizio Dalle Mura. A Treviso mi sono trovato molto bene, c'è stata una perfetta sinergia con prefettura, comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, una perfetta sinergia con la polizia locale. Sono pronto ad affrontare la nuova avventura a Lucca, ma non nascondo che mi dispiace lasciare questa provincia. Così il questore di Treviso, Maurizio Dalle Mura, che ha incontrato la stampa per i saluti prima di lasciare la Marca, ha ringraziato gli uomini e le donne della polizia trevigiana, tutte le altre forze dell'ordine, ha parlato della grande intesa con il capo della procura Dalla Costa. Dalle Mura ha poi elogiato il senso di comunità trovato sul territorio. Le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale trevigiano, quando ho chiesto loro di aderire al progetto per fornire le nostre volanti del sistema Mercurio, si sono subito messi a disposizione. 2 anni e 4 mesi che hanno visto la polizia impegnata su diversi fronti. Sicuramente la durata degli appini e poi gli eventi connessi alla vittoria, quindi Vittorio Vere e tutte le adunate di arma. All'interno delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, il momento che più ha impensierito la questura, la 18ª tappa del Giro d'Italia dello scorso anno, la più importante, ha spiegato Dalle Mura, dal punto di vista simbolico, con l'arrivo a Nervesa della battaglia, con alla vigilia segnali di contestazioni, ma ci siamo organizzati per tempo, evitando ogni tipo di problema. Altro momento significativo, la durata degli alpini. Anche in questo caso, ha sottolineato il questore, la fase preparatoria è stata la più impegnativa e la più importante, con l'implementazione del sistema di videosorveglianza. C'è stato poi l'attentato a Villorba con l'ordigno contro la sede della Lega al K3. Siamo stati bravi, ha sottolineato Dalle Mura, i nostri operatori si sono approcciati in modo attento, coinvolgendo subito personale specializzato. Ma anche questi ultimi giorni a Treviso vedranno il questore impegnato con i suoi uomini nel garantire la sicurezza in occasione delle 2 manifestazioni in programma nel fine settimana in città, in concomitanza con l'arrivo del vice premier Salvini. Il dispositivo è in piedi già da giovedì, con una vigilanza fissa H24. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Migliore. Eccoci in studio in diretta. Che cosa ci aspetta a livello climatico per i prossimi giorni? Lo chiediamo al generale Giancarlo Iannicelli. Un fine settimana all'insegna ancora del tempo stabile, grazie alla presenza dell'anticiclone che imperversa e che impedisce il passaggio di sistemi perturbati, quindi senza sistemi perturbati, senza aria umida, ancora mancanza di piogge, e in questo momento ce ne sarebbe veramente bisogno. Quindi è un fine settimana di tempo veramente estivo per quanto riguarda le temperature e per quanto riguarda il cielo sereno. Ecco, un cielo sereno per quasi 2 giorni interi, solo una velatura del cielo magari nelle primissime ore del mattino, ma veramente nulla di indicativo. Per domenica sera inizierà un aumento della copertura, ecco, un cambiamento che ci interesserà nella giornata di lunedì. Un ramo di sistema perturbato, una coda, riuscirà a penetrare e a interessare un po' tutte le nostre zone, quindi avremo la possibilità di precipitazioni, però temporanee, in quanto ci interesseranno lunedì, e poi si prospetta un'altra settimana di tempo senza piogge, quindi di tempo più o meno stabile, anche se dobbiamo calcolare che siamo ancora in marzo, c'è un po' di instabilità, quindi del cielo si potrebbe irregolarmente ad intervalli coprire di qualche nube, ma ripeto, nulla di interessante. I venti sono deboli di direzione variabile, dicevamo le temperature
temperature estive, in quanto le massime sia sabato che domenica dovrebbero raggiungere quasi i 20 gradi, naturalmente all'ombra, le minime dai 6, 7, anche 8 gradi, per finire l'Alta Adriatica è previsto quasi calmo. È tutto. Sempre a Treviso e un contributo importante alla battaglia di Semmi Basso per finanziare gli studi sulla progeria. Dove per la prima volta si sta provando a realizzare una vera e propria cura per la progeria e con una vera e propria terapia genica dove si va nel nocciolo del problema e si cerca di eliminare le mutazioni. Ecco la nuova frontiera per combattere la progeria, altrimenti detta malattia dell'invecchiamento precoce. Studi per una terapia genica che hanno bisogno di fondi e i 16.000 euro consegnati oggi alla Onlus di Semmibasso serviranno proprio a questo, a dare speranza non solo a chi sta vivendo l'esperienza di Semmi, ma a molti altri che sulla scia di questi studi potrebbero presto trovare risposte per molte altre malattie rare. Ecco dunque l'importanza della vendemmia solidale dello scorso anno alle Manzane di San Pietro di Feletto, azienda che dal Prosecco sa ricavare anche solidarietà. La cosa è nata 7 anni fa per gioco, poi si è sviluppata successivamente. Poi l'idea ci è piaciuta, ci faceva sentire bene e è diventato un punto fermo la giornata di vendemmia solidale per la nostra azienda e per i nostri ragazzi. E oggi Semmi ha voluto brindare con tutti, proprio con quel prosecco che sosterrà la ricerca avanzata degli spagnoli. Abbiamo mandato delle bottiglie agli spagnoli, tra l'altro delle persone squisite con cui ho avuto il piacere di lavorare proprio insieme perché ho fatto la tesi lì e mi hanno mandato le foto e hanno molto apprezzato. Prosecco solidarietà dunque, che alle Manzane si rinnoverà anche la prossima vendemmia, sempre verso chi sperimenta, per dare risposte a tante malattie, e sarà per una Onlus che utilizza solo staminali etiche. Percorsi di speranza, ma anche esempi di solidarietà veneta. Se pensa che in Regione Veneto abbiamo il più alto numero di associazioni di volontariato e di volontari iscritti a queste associazioni, questo la dice tutta nel grande cuore dei veneti, nella solidarietà che noi sappiamo dare. Abbiamo visto con Semmi Basso nella cerimonia di consegna di quei 16.000 euro, dovremmo vederlo adesso, se mi dà qualche segno la regia da Prato Fiera, perché dovremmo ricollegarci con Lucio Zanato. Fatemi sapere, ecco, lo vedo insieme al sindaco Conte. Vai Lucio, telegrafico. Eccoci qua. Esatto, finalmente è arrivato. Allora, sindaco, velocemente, città blindata per questi 3 giorni? Non certo per la festa della Lega, perché dove c'è la Lega c'è amicizia, c'è Però politica. temete i centri sociali? No, noi non temiamo proprio nessuno, i centri sociali saranno i soliti 20 che questa volta metteranno i cartelli contro Salvini che ancora andranno a disturbare in città, però ormai siamo abituati a questa protesta. A proposito di proteste, domani c'è la protesta dei Rom, la teme un po' questa manifestazione? Rom, Sinti e Camminanti chiedono le mie dimissioni e sono preoccupatissimo, come si può vedere dal mio volto. Scherzo ovviamente, non sono molto interessato a questa manifestazione, mi dispiace invece per tutti quegli esercenti che dovranno perdere delle ore di lavoro. Ecco, a proposito di aree un po' strane, un po' particolari, lei oggi è stato a Borgo Capriolo, cosa ha fatto? No, sono andato a visionare gli alloggi comunali e ho trovato una situazione assolutamente degradata, quindi non sono più disposto a mettere un solo euro per quelle famiglie che non hanno rispetto del bene comune. E chi sono quelle famiglie? No, ma non c'è distinzione né di razza né di paese di provenienza, ci sono trevigiani che si comportano male, rom, sinti, stranieri, italiani, americani. Chi ha un alloggio comunale lo deve restituire meglio di come l'abbiamo consegnato e non è il caso di Borgo Capriolo. Quindi convocherò a breve una riunione con tutti i residenti perché così proprio non può andare. Telegrafico, lei ha messo a posto qualcuno che era senza casa oggi? Ma il signor Giulio è stato molto bravo perché ha fatto le procedure secondo quanto previsto dalla normativa, quindi si è recato presso i servizi sociali, ha fatto richiesta di un alloggio popolare ed oggi è stato anche premiato, quindi sono proprio contento per il signor Giulio che se lo meritava. Linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato, lui è anche grazie al sindaco Conte, peraltro c'è un riferimento a Conte e anche all'ex sindaco Manildo nella cosiddetta epigrafe goliardica del Rogo della Veccia di mezza Quaresima, l'appuntamento di giovedì prossimo a Ponte Dante, Rogo della Veccia. Ecco in anteprima la consueta epigrafe goliardica scritta dal gruppo folcloristico trevigiano con gli amici di Ponte Dante. Sarà la prima volta di Marietta Contessa, facile riferimento a proprio Mario Conte.
vedova, come dice la dicitura dell'epigrafe, da pochi mesi, come cita il necrologio, di Il Domanno, ovvero Giovanni Manildo. Già da queste prime battute, insomma, si capisce come il processo alla Vecchia sarà di fatto il primo esame popolare del popolo trevigiano all'operato del sindaco e della giunta Conte, processo che, come di consueto, seguiremo in diretta giovedì prossimo, proprio da Ponte Dante. Adesso, solo per dirvi che questa sera torna 40 alle 21:15 la trasmissione che ripercorre i 40 anni di Antenna 3. Allora vi diamo un'anticipazione soltanto, tra i tanti temi trattati questa sera, che è quello dei migranti, che negli anni 90 non erano migranti, erano semplicemente gli extracomunitari. Guardate. Immagini di uno stabile che non c'è più, per una storia che invece si ripete ciclicamente. Era la fabbrica Scardassi, appena fuori dalle mura di Castelfranco. Dismessa e abbandonata negli anni 90, era diventato il dormitorio abusivo e senza servizi degli extracomunitari, che in quel tempo arrivavano nella Marca a coprire l'offerta di lavoro delle nostre aziende. Racconteremo questa vicenda accostandola al nostro quotidiano, dove gli extracomunitari ora sono migranti e arrivano in un territorio dove non c'è più lavoro, scappando da guerre e miserie. Vicende di emigrazione con molte ombre, come per la Tendopoli, preparata sopra una discarica alle porte di Treviso e raccontata così in un nostro telegiornale dell'epoca. Rappresenta comunque una soluzione raffazzonata, inadeguata, ma soprattutto insalubre. Ma non sarà l'unico argomento della puntata in onda dalle 21:15. Incontreremo il sindaco di Breda di Piave per commentare con lui l'evoluzione di uno dei tanti comuni della Marca, col pericolo di cancellare identità e tradizioni come il Baldon. Ma i giovani non sanno cos'è il Baldon, la specialità che in comune di Breda ha tutta una sua storia e tradizione più che centenaria, quando la povera gente non riusciva a combinare il pranzo con la cena. Infine rivedremo uno dei volti del telegiornale di Antenna 3, ma anche i luoghi da dove l'idea della televisione dei trevigiani venne di fatto costruita, partendo dal Traliccio, con le immagini storiche della Berga di Quinto. Azienda che nel 1985 ospitò una delle prime delegazioni di cinesi in Italia. Un'esperienza positiva con la successiva apertura di filiali di una joint venture trevigiano-cinese. Tema quanto mai attuale in questi giorni di accordi per una via della seta che Treviso aveva già aperto 40 anni fa. Questa è l'anticipazione di 40. Prima di 40, vi ricordo, c'è 2010, fra pochissimo, e allora a 2010 parleremo di elezioni amministrative, lo faremo con Paolo Galeano del PD, sindaco di Preganziol, che si ricandida alla guida del centro-sinistra, e con Davide Bortolato della Lega, che è candidato alla guida del centro-destra per Mogliano. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Il weekend inizierà ancora all'insegna del bel tempo e di un clima gradevole, a tratti addirittura caldo, ma vediamo il dettaglio di sabato 23 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno e limpido su tutti i settori. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime comprese invece tra 16 e 21 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà protagonista della giornata e il cielo risulterà sgombro da nubi un po' su tutte le province. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 18 e 21 gradi circa. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole e il cielo sarà sereno dappertutto o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime tra 20 e 21 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.